Rimaniamo a parlare di sanità. L'Istituto Oncologico Veneto di Padova è tra i maggiori centri oncologici europei e internazionali per la cura e la ricerca dei tumori cerebrali. Il servizio. L'Istituto Oncologico Veneto di Padova si pone tra i maggiori centri oncologici europei e internazionali per la cura e la ricerca dei tumori cerebrali. Grazie alla stretta collaborazione tra ricerca di base e clinica è nato il progetto premiato e finanziato dalla Fondazione Celeghin, attiva nel sostegno alla ricerca nell'ambito delle neoplasie cerebrali, con lo scopo di identificare nuovi meccanismi di immunoterapia nei pazienti con glioblastoma. Grazie a questo finanziamento della Fondazione Celeghin avremo la possibilità di studiare meglio i pazienti con tumore cerebrale, glioblastoma in particolare. È un finanziamento importante perché di questa patologia conosciamo ancora molto poco, sia perché è una patologia relativamente rara, sia anche per la difficoltà di riuscire a reperire materiale biologico da parte di questi pazienti che possa essere analizzato ed esaminato. Dal 2010 abbiamo visto oltre 900 pazienti, mediamente vediamo circa 150 e anche più pazienti con tumore cerebrale. Sono inoltre attivi 8 studi internazionali con farmaci innovativi, i quali costituiscono un valore aggiunto fondamentale per i pazienti affetti da glioblastoma, una patologia poco responsiva ai trattamenti. La nostra è un'esperienza di famiglia, naturalmente, abbiamo perso papà Giovanni Celeghin. Questo progetto perché è stato valutato dal nostro comitato scientifico e per noi ha un valore aggiunto perché è qui a Padova, che è la nostra città, allo IOV in particolar modo, papà è stato curato e quindi ha un valore molto più forte.